Che cos'è l'Algeria? In realtà, come ha detto la Presidente, noi siamo molto legati a questo paese, non solo per retaggi storici, retaggi culturali, ma anche e soprattutto siamo legati da un doppio filo nella storia, sia nostra che algerina. Adesso poi ovviamente quello che è alla ribalta è ovviamente questo partenariato strategico, soprattutto dal punto di vista energetico, che ci è venuto in aiuto a seguito della crisi in Ucraina. Però c'è molto di più e questa sera vorrei parlarvi un po' dei legami culturali, legami sociali, legami tra persone che si sono anche formate molte in Italia. E quindi iniziamo con una panoramica un po' di questo paese. Allora, questo intervento si chiama Verso Sud. Perché? Perché è vero che l'Algeria è un paese mediterraneo, ma ha una profonda anima africana. Se guardiamo la cartina, che vi vorrei mostrare, allora, come vedete dalla cartina, è un paese che ha sì una costa mediterranea, ma come dico sempre a tutti quelli che mi vengono a trovare in Algeria e anche alle delegazioni che abbiamo ricevuto nel corso di questi anni, ha una profonda anima africana. L'Algeria ha una storia anche abbastanza tormentata, come ricordavamo prima, nel senso che è stata fenicia, poi cartaginese, romana, ottomana, e poi è stata per lungo tempo anche una colonia e poi territorio francese e successivamente dal 1962 è un paese indipendente. Una storia tormentata perché? Perché come sa Fabio, con cui abbiamo anche avuto il piacere di stare insieme ad Algeri, proprio per la sua importanza, proprio per la sua valenza strategica, è stata dominata da molte potenze. In particolare appunto i romani la scelsero come base per quello che era il loro impero nell'Africa del Nord, infatti si chiamava Mauritania Cesariensis. Fondarono tantissime città, tra cui Tipasa, Timgad, Gemila, che sono bellissime da visitare. E non ho fatto una domanda fondamentale che volevo chiedere. C'è qualcuno che è stato in Algeria tra di noi? Oh, ci piace, meno male, ecco, sono contento. Quindi dicevo, siti romani bellissimi da visitare che sono rimasti preservati, in particolare Gemile e Timgad, proprio perché sono stati coperti per lungo tempo dalla sabbia e quindi le rovine sono rimaste particolarmente intatte. Successivamente arrivano gli arabi, e in particolare gli ottomani, che la conquistano e diventa prima un emirato e poi incardinano un bey, e c'è il massimo splendore dal punto di vista proprio della cultura algerina. E poi andiamo anche a che cosa sono gli algerini. Successivamente all'impero ottomano poi abbiamo la presenza francese che inizia all'inizio dell'Ottocento e poi uno sbarco molto importante nella Baia di Algeri alla metà dell'Ottocento che la consacra a principale colonia dell'impero francese in Africa e anche l'Algeria diventa il terminale di tutte le linee di comunicazione e le linee politiche che la Francia dava in Africa, nell'Africa occidentale. E poi però arriviamo alla rivoluzione. Una rivoluzione che, come dice oggi il nome Algeria, ovvero Repubblica Algerina Democratica e Popolare, è fondamentalmente appoggiato sulla sollevazione di massa e quindi sulla sollevazione popolare e in particolare su una visione socialista del paese. Dopo l'indipendenza ovviamente bisognava fare l'Algeria e gli algerini,
come un po' anche per noi quando si è creata l'unità d'Italia, poi dovevamo fare gli italiani, e loro hanno iniziato a creare veramente lo Stato, nel senso che era la prima volta che l'Algeria era un'Algeria indipendente, ovvero che c'era un'Algeria, perché prima di allora erano tutte altre dominazioni di altre culture soprattutto. Quindi hanno iniziato a formare lo Stato, uno Stato che è una forma di governo presidenziale, perché ovviamente il controllo è nelle mani del Presidente della Repubblica, che poi ovviamente nel corso del tempo ha sviluppato anche un apparato militare molto molto capillare che consente anche di avere il controllo sul territorio. Perché dico controllo sul territorio? Perché a volte sono concetti, no, che forse con il prisma di una visione occidentale a volte possono essere mal interpretati. È un territorio, quello algerino, molto grande. È il paese più grande del continente africano dopo che il Sudan ha avuto la separazione. È un paese che per il 75% del suo territorio è nel Sahara. Il 25% del territorio invece è sulla costa mediterranea, che però non è una costa diciamo di grande estensione, perché subito dopo la costa noi abbiamo le montagne dell'Atlas, e quindi diciamo che lo spazio nel Sahara è uno spazio molto importante per questo paese. Però ovviamente vi lascio immaginare che cosa voglia dire vivere in questo spazio, soprattutto perché nel deserto i confini, peraltro disegnati e non ovviamente decisi, sono molto porosi, perché ovviamente abbiamo un'infinita distesa di sabbia che è molto difficile da controllare. Quindi dicevo, un apparato militare molto molto capillare, ma anche un'amministrazione pubblica molto capillare, che si basa ovviamente sull'esperienza francese, perché ovviamente in amministrazione pubblica i francesi giustamente hanno il primato anche per noi, e a livello storico ovviamente, e quindi abbiamo un'amministrazione pubblica che riesce, diciamo, in un qualche modo ad assicurare un minimo di servizi in tutto il paese, e poi un'amministrazione militare, un apparato di controllo e di sicurezza che riesce in un qualche modo a imbrigliare questo paese così esteso. Parlare di Algeria non possiamo noi non parlare di due episodi. Primo di tutti l'indipendenza, a cui peraltro noi abbiamo non partecipato, però c'è stato un nostro italiano che ha avuto un ruolo molto molto importante, che è Enrico Mattei, che in Algeria viene considerato un mujahideen, ovvero un eroe della rivoluzione. Perché? Perché Enrico Mattei ha aiutato a negoziare gli algerini gli accordi energetici dopo l'indipendenza dell'Algeria con la Francia, e è l'autore sostanzialmente del capitolo energetico degli accordi di Evian del 1962, che sono poi alla base dell'indipendenza dell'Algeria. L'Italia ovviamente ha guardato sempre all'Algeria come sicuramente partner energetico, ma anche e soprattutto come pilastro della stabilità del Mediterraneo e del continente africano. E ecco perché quando poi alla fine degli anni 80, ma in particolare negli anni 90, che è gli anni del decennio nero, quello in cui in Algeria abbiamo avuto una lunga fase di terrorismo diffuso nel paese, noi abbiamo avuto un ruolo molto importante. E questo, Fabio, te lo ricorderai perché te lo dicono tutti gli algerini. L'Italia è stata l'unico paese a non chiudere la propria ambasciata durante quel periodo, ad assicurare il collegamento aereo tra Algeri e una capitale occidentale, che era Roma, con Alitalia all'epoca, e questo nella visione algerina viene continuamente ricordato a tutti quanti, tutti gli italiani che vengono in Algeria. Perché?
perché noi eravamo l'ossigeno che serviva a questo popolo per far capire che non erano isolati, ma che anzi, pur avendo dei gravi problemi di stabilità interna, potevano contare su un alleato del mondo occidentale che eravamo noi. Tra l'altro, l'Italia è stata anche foriera di un accordo molto importante con il Fondo Monetario Internazionale quando l'Algeria aveva dei gravi problemi economici all'epoca. Quindi Italia e Algeria sono unite, è vero, dal Mediterraneo, ma le radici di questa amicizia sono molto molto profonde. Non è caso che in tempi più recenti, ovviamente al di là del partenariato energetico, noi possiamo contare anche, e questa è l'unica parentesi che farò politica su questo, in questo intervento, su un partenariato di cooperazione politica molto 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 sviluppato su vari fronti. Dal punto di vista bilaterale non posso esimermi dal indicare la quantità di visite bilaterali che noi riceviamo ad Algeri, tra cui quella del presidente Mattarella e del presidente Tebboune ovviamente in Italia, recentissima, ma anche di ministri, delegazioni tecniche, delegazioni amministrative delle varie amministrazioni e così via. Perché? Perché è proprio un partenariato politico talmente intenso che sentiamo il bisogno e la necessità di vederci per parlare di problemi che in fondo sono comuni. Un altro volet politico molto importante è ovviamente la cooperazione con il mondo arabo e con l'Africa. Tant'è che recentemente il piano Mattei, che è questo piano per l'Africa, questo nuovo piano di sviluppo per l'Africa, ha tra i principali partner proprio l'Algeria, e tra l'altro in Algeria è quello che ha avuto il primo progetto, diciamo, del piano Mattei, che è quello dell'agricoltura desertica, che è appunto un progetto sviluppato da un'azienda italiana che consente di coltivare nel deserto. Questo perché? Queste sono pillole che vi do e poi passeremo anche alla dimensione più culturale, però in qualità proprio di diplomatico italiano è importante, no, sottolineare il fatto che è un paese molto importante per noi dal punto di vista politico. Un'ultima, se posso, e poi un'ultima dimensione è quella africana. Allora, l'Africa perché? Perché ovviamente, come guardate la cartina, la dimensione africana conta e conta molto per il governo algerino, tant'è che ad ottobre il presidente Tebboune, rieletto per il suo secondo mandato, il primo mandato è iniziato nel 2019, ha cambiato il nome del Ministero degli Esteri. Il Ministero degli Esteri della Repubblica Algerina Democratica e Popolare adesso si chiama Ministero degli Affari Esteri, della Comunità Algerina all'estero e degli Affari Africani. Questo perché? Perché ovviamente l'Algeria è molto attiva nella stabilizzazione dei paesi limitrofi, in particolare del Mali. L'Algeria ha lanciato ovviamente a partire dal 2015 gli accordi di Algeri sulla stabilizzazione del Mali, con il Niger, su cui sapete, insomma, la situazione è particolarmente magmatica per appunto la giunta che è andata al potere, con la Mauritania, con cui ha rafforzato il partenariato economico, tanto da aprire una zona di libero scambio al confine nell'area di Tindouf, e qui poi aprirò il discorso sulla questione dei Sahrawi, e poi ovviamente ha un partenariato molto strutturato con tutti i paesi diciamo, del Golfo di Guinea. Perché? Anche per quanto riguarda questioni economiche, perché ovviamente sono questioni di scambi commerciali e comunque anche di questioni politiche come la stabilizzazione per esempio del Burkina Faso. Per quanto riguarda invece i rapporti con il mondo arabo, beh, nella cartina c'è un paese con cui le relazioni diciamo sono molto altalenanti, che è il Regno del Marocco. Perché? Perché il governo algerino è
il principale sostenitore della causa del popolo Sahrawi, che come sapete è un popolo in processo di autodeterminazione secondo ovviamente la Carta delle Nazioni Unite. Sono gli antichi abitanti della colonia spagnola del Rio de Oro, e che poi per questioni politiche e quindi insomma il processo di determinazione è ancora in corso, si sono rifugiati in Algeria e in particolare nell'area di Tindouf, che è una città algerina, e la vedete nella cartina diciamo a sud-ovest, dove ci sono 5 campi profughi ormai da 45 anni che ospitano, secondo le stime ufficiali, circa 150.000 rifugiati. Ovviamente le relazioni col Marocco quindi dipendono da questa questione, che è un'annosa questione che ancora non è risolta, e proprio per questo l'ultima crisi con il Marocco risale al 2021 e dal 2021 il confine con il Marocco è chiuso. Le relazioni politiche sono sospese, le relazioni consolari invece continuano, però appunto non c'è alcun tipo di dialogo. Mentre con i vicini dell'altra parte, ovvero a Oriente, Tunisia e Libia, invece c'è un ottimo partenariato. La Tunisia è considerata dagli algerini un po' la sorella minore, con cui hanno un intenso partenariato economico, ma in particolare l'Algeria fornisce energia e anche ha fatto un importante prestito al governo tunisino, fornisce energia a costi veramente non prezzi di mercato, ma prezzi diciamo sussidiati, proprio per rispondere alla crisi economica di questo paese. E invece con la Libia abbiamo un rapporto molto particolare, e qui scendiamo alla dimensione etnico-culturale che tanto ti piace, Fabio. Perché? E poi ti lascio veramente la parola. Perché? Perché sono due paesi che hanno una composizione etnica molto simile. Questo io ne sono, è una delle cose che dico sempre a chi viene in Algeria, perché noi come Italia conosciamo molto la Libia, un po' dal punto di vista, no, del nostro retaggio storico, un po' perché è su tutti i giornali qui in Italia, perché comunque abbiamo un forte legame, perché appunto è un paese che ancora deve essere stabilizzato. E quindi noi sappiamo benissimo che in Libia ci sono 3 anime, no? La Cirenaica, la Tripolitania e il Fezzan. Beh, in Algeria ci sono svariate anime, perché è vero che i confini sono ben definiti, però in Algeria abbiamo delle anime anche molto diverse tra di loro, perché abbiamo i berberi, che sono diciamo la popolazione che vive nella parte settentrionale del paese, e i berberi sono delle comunità che troviamo anche ovviamente in Tunisia e in Marocco, ma in Algeria sono concentrati soprattutto nella zona di Algeri, Orano, Tlemcen, e quindi tutta la parte diciamo a nord del paese. Poi abbiamo sempre nel nord i Kabili, quindi la regione della Kabilia, che è una regione molto particolare perché i Kabili dicono di discendere direttamente dai Romani addirittura, e è sempre stata una regione molto indipendente, e tra l'altro è una regione ancora diciamo un po' particolare dal punto di vista della sicurezza, perché appunto ci sono stati in passato episodi proprio di ricerca di una ulteriore indipendenza della regione. Poi abbiamo ovviamente scendendo e quindi andando nel deserto, abbiamo i Mozabiti, che sono nella regione centrale dell'Algeria, e sono appunto sono proprio una realtà a parte, perché sono delle popolazioni del deserto
che hanno anche una religione molto particolare, che è un Islam così proprio dedicato a loro, con un retaggio storico molto molto profondo. E poi abbiamo i Tuareg. I Tuareg vivono ovviamente nella parte a sud del paese e in Algeria assumono la seguente struttura. Noi abbiamo due famiglie reali Tuareg, perché i Tuareg hanno una struttura sociale simile a quella di un regno, che coordinano 6 grandi famiglie, diciamo, Tuareg. Quindi sono due famiglie Tuareg reali che coordinano altre 6 famiglie. Le due famiglie reali sono una a Janet, dove tu sei stato, Fabio, e l'altra è a Tamarasset, che è appunto la porta del deserto. Ovviamente i Tuareg sono, e da qui gli occhi che avevo messo in precedenza, sono l'aspetto più misterioso di questo paese, perché ovviamente sono persone che non conoscono frontiere, che appunto vivono proprio nel deserto e dal deserto traggono la loro linfa vitale, e quindi sono anche le persone più difficilmente poi comprensibili dal punto di vista dei nostri schemi sociali, eppure sono ben integrati nel tessuto sociale algerino, tant'è che poi vengono anche eletti in Parlamento, perché in Algeria ci sono 2 camere, un Senato e un'assemblea popolare, e che hanno quindi una grande partecipazione dal punto di vista politico ed economico nel paese. E infine gli arabi, che altro non sono gli eredi appunto degli ottomani. Che cos'è e qual è il collante di tutte queste etnie? Sicuramente l'essere algerino, e quindi far parte di un paese che appunto si è formato, ma in particolare la religione, che è appunto l'elemento di unione di queste popolazioni. Quindi questo mosaico che affascina, perché ammetto di esserne stato affascinato sin dall'inizio, è un mosaico che al suo interno ha profonde anime che poi si riflettono su una società contemporanea che è divisa tra una grandissima proiezione verso l'Europa, perché comunque l'Algeria guarda a noi, cioè i giovani guardano all'Europa dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista degli interessi. Diciamo c'è tutta la parte artistica che ho cercato un po' di attirare anche in ambasciata da noi, che ha un profondo legame con l'Italia, con la Francia soprattutto, e con la Spagna, ma poi anche dei legami molto profondi con tutto ciò che riguarda il Golfo Persico, e quindi con l'Arabia Saudita e così via. Perché? Perché lì poi c'è il legame ovviamente religioso, che non può assolutamente mancare. Quindi diciamo è un paese che va visto sotto diverse lenti, con un prisma un po' modificato rispetto alla nostra visione, diciamo, da italiani, ma che conserva veramente dei tesori molto belli, e soprattutto un amore, e questo lo dico perché di amore si tratta, un amore per il nostro paese che non ha veramente uguali nell'area. Quindi questo, alcune prime pillole. Grazie Omer. Cerco di sottrarre pochissimo tempo alla tua relazione perché ci stai dicendo delle cose che sono talmente interessanti, anche per me che come sai sono stato più volte in Algeria nell'ultimo anno e nell'anno che lo ha preceduto. Ma vorrei dire che quando noi italiani arriviamo, o prima di arrivare in Algeria, nel nostro immaginario collettivo affiorano 2 cose, almeno nel mio. Il primo è l'opera di Rossini, Italiani in Algeri, e quindi il paese di pirati, di un paese che rapiva
le donne e gli uomini nel Settecento, nell'Ottocento, ma è la seconda più attuale, è il film di Pontecorvo, La La battaglia di battaglia di Algeri. Algeri. Tra l'altro chi visita Algeri, la città di Algeri, sicuramente non può mancare una visita a un museo molto forte e molto interessante che è quello dei martiri, e cioè descrive e racconta con finalità anche molto didascaliche, direi, con anche delle immagini che possono sembrare anche un po' ingenue a noi, lo svolgimento della rivoluzione, lo svolgimento della guerra di indipendenza, che ha portato delle conseguenze molto forti anche per quanto riguarda gli attuali rapporti tra tra l'Algeria e la Francia. Allora ti chiederei, Omar, ci puoi dire in due parole come si è sviluppata questa cosa così violenta, con tanti morti, con tanti aspetti veramente molto pesanti, e che eredità ha Ecco, lasciato negli algerini esatto. e nel loro legame di odio-amore con la Francia? Sì, effettivamente, come dici tu, è un po' un odi et amo, nel senso che il rapporto tra Algeria e Francia è un rapporto io mi permetto di dire, è un rapporto veramente che non, legato da appunto un legame indissolubile. Perché? Perché è ancora fortemente presente nelle menti soprattutto del mondo, diciamo, poi culturale, il mondo dei giovani. È stata una guerra molto sanguinosa, questo è vero. Una guerra che ha causato migliaia e migliaia di morti e che è ancora fortemente presente nell'atmosfera che si respira in Algeria. Ma è anche un grande motivo di orgoglio per gli algerini, perché ovviamente è stato l'inizio della loro storia moderna. Perché è stata così sanguinosa? Perché ovviamente bisogna, come ti dico sempre, no? Bisogna sempre vedere il quadro per poi capire quello che c'è dentro come contenuto. Non scendo nelle questioni, diciamo, più squisitamente politiche, ma mi concentro più su quello che poi è stato il racconto di tanti algerini che ho incontrato. Per la Francia, l'Algeria era il fiore all'occhiello della sua presenza in Africa. C'erano molti investimenti, era una presenza che non sarebbe mai cessata nella visione francese. Questo ne ho anche discusso a lungo anche con i miei colleghi del Quai d'Orsay. Ehm, Ovviamente, qual è stato il motivo? Il motivo è che ovviamente c'era un doppio standard di trattamento, perché su una presenza, credo, di 4 milioni di persone all'epoca, diciamo, io sto parlando negli anni 40, perché poi sono quelli i dati più importanti, 40-50, quando poi è scoppiata, avevamo 3 milioni di algerini che vivevano in Algeria, e poi 1 milione di cosiddetti pieds noirs, che sono i cosiddetti francesi che erano nati in Algeria. E questo ovviamente comportava che c'erano delle regole che però non erano proprio valide per tutti. Quindi una presenza molto forte, una presenza molto strutturata, tanto da nel 1947, se non sbaglio, da dare all'Algeria il titolo di territorio nazionale. E questo, come dicevamo al telefono, Presidente, quando ci siamo sentiti la prima volta, questo ha fatto sì che l'Algeria si distaccasse dal contesto regionale, perché il Marocco
è sempre stato al massimo un protettorato, la Tunisia è stato sì un protettorato, ma lì era un territorio nazionale con le stesse leggi della madrepatria. E questo fa capire quanto i francesi tenessero a questo lembo di mondo. Te- Ci tenevano a tal punto, e queste sono le cronache che le dicono, che quando, e anche i Tuareg con cui ho parlato, tra cui la nostra amica Mabruka, che nel momento in cui ci fu il sentore di che l'Algeria potesse diventare finalmente indipendente, i francesi chiesero ai Tuareg di fare un'alleanza, no? Di mantenere appunto il sud del paese secondo una sfera, diciamo, di influenza francese e poi dare agli algerini soltanto la parte settentrionale. E ovviamente i Tuareg rifiutarono, con la famosa firma dell'accordo di alleanza con il capotribù Tuareg che firmò addirittura con tutto l'avambraccio su un documento ufficiale proprio per la testimonianza del fatto che l'Algeria era una e una soltanto e non si sarebbe divisa. Perché è ancora presente, no? Questa era una cosa che abbiamo vissuto. È presente perché è un punto di partenza, è un punto di arrivo e un punto di partenza, è stata questa rivoluzione, ma soprattutto una guerra che ha toccato tante famiglie, anche tante famiglie miste, perché poi quello che è successo dopo è stato che molti algerini sono ritornati nella madrepatria, insomma diciamo in Algeria e quindi nella sponda sud del Mediterraneo, ma anche tanti francesi sono emigrati in Francia e tra cui ci sono stati anche problemi dal punto di vista dell'assimilazione nell'esagono. Tant'è che adesso si dice che Marsiglia sia la 59esima wilaya algerina. Perché? Perché è una presenza molto forte, una presenza che però ha causato anche grandi problemi per il governo francese una volta che si è concluso il processo, diciamo, di indipendenza, perché ovviamente tutte queste persone dovevano essere assimilate e assimilarlo non era semplice. Sul versante algerino, qui chiudo, è un motivo, come dicevo, di orgoglio, ma anche di grandissima sofferenza. Quando si parla con storici, con artisti, con politici anche algerini, ovviamente è un grande motivo di orgoglio perché da quel momento possono dire io ho un paese e quindi anche tutto questo, quando si va in Algeria ci sono, insomma, vi faccio parte di quello che accade, no? Quando ci sono queste visite ufficiali o comunque eventi ufficiali a cui noi partecipiamo come corpo diplomatico o anche quando abbiamo delegazioni che arrivano. Ovviamente il momento più importante è quello dell'inno nazionale, un inno nazionale che ovviamente viene cantato per intero, quindi sono minuti lunghissimi, ma perché? Perché è motivo di profondo orgoglio, perché ancora siamo nell'ottica di siamo lì e siamo riusciti ad avere la nostra indipendenza. E questo ha anche dei risvolti molto, molto belli, no? Perché comunque si capisce quanto chi ha partecipato alla rivoluzione, chi l'ha fatta, chi ha versato sangue, famiglie che hanno versato tanto sangue, tenevano molto a questo obiettivo di dare anche ai nipoti, ai figli, uno Stato indipendente, quindi la libertà. Grazie, grazie. Ma tutte cose veramente interessantissime. Devo dire che una cosa che mi ha molto toccato nei miei viaggi in Algeria è la considerazione, tu ne hai fatto cenno poco fa, che hanno gli algerini per noi italiani. Non capita sempre quando si va all'estero di essere considerati il paese più interessante e più amato anche. Per cui mi ha molto stupito questa cosa, mi ha molto interessato. E quando io sono stato per ragioni di lavoro in Algeria,
con lo studio di cui sono socio, io faccio l'avvocato, abbiamo intavolato una trattativa, chiamiamola così, per concludere un accordo con l'Ordine degli Avvocati di Algeri, in virtù del quale dei giovani avvocati algerini verranno nel nostro studio per apprendere le modalità di operare in un ambito internazionale, nell'ambito di un grosso studio internazionale, e questa apertura è stata abbracciata con un grandissimo entusiasmo, probabilmente anche perché voi dell'ambasciata ci avete aiutato moltissimo, tu in particolare, ma come vedi quindi il rapporto tra l'Italia e l'Algeria, un rapporto molto forte che si sta intensificando su canali di tipo economico, ma anche di tipo culturale e anche di tipo sociale, direi. Certo. Allora, prima di parlare dell'Italia, ovviamente, come ti dicevo, io sono molto fiero di quello che fa l'Italia in Algeria. Questo lo premetto. Però, come dicevamo prima, ovviamente c'è un rapporto molto particolare con il nostro paese. Appunto, come dicevo, per motivi storici, per motivi culturali, ma anche perché noi siamo scevri, no, da quello che è un retaggio appunto coloniale. Anzi, noi abbiamo aiutato e molto, soprattutto durante il periodo del decennio nero. E tu dicevi, no, l'Italia è considerata, c'è un amore, no, per il nostro paese. Io ho servito, come vi raccontavo, in Argentina, in Francia e in Algeria, e posso garantirvi che anche in Argentina c'è un amore per il nostro paese diffuso, per altre ragioni, ovviamente, perché ovviamente lì ci sono talmente tanti italiani, no, che hanno creato questo paese. Mi ricordo, apro una piccola parentesi, quando ero in servizio in ambasciata, avevamo il Presidente della Repubblica argentina che aveva anche il nostro passaporto, il Presidente del Senato che aveva anche il nostro passaporto, la stragrande maggioranza dei deputati che aveva il nostro passaporto. Questo per farvi capire quanta Italia c'è in Argentina. In Francia, ovviamente, l'amore è indissolubile. E effettivamente in Algeria c'è questo sentimento di grande, grande, grande amicizia con il nostro paese, un po' appunto per simpatia, un po' perché comunque siamo un paese che ha offerto un grande ventaglio di progetti di cooperazione con Algeri, ma anche perché poi ci troviamo di fronte a delle relazioni europee tra Algeria e Unione Europea e Algeria e altri paesi dell'Europa che non sono poi sempre così lineari. Dicevamo, con la Francia in questo momento stiamo attraversando una profonda crisi politica, ma non è adesso, cioè è un rapporto che è molto ondivago dal punto di vista delle relazioni bilaterali, proprio perché c'è tutto quello che vi ho raccontato. Con la Spagna stiamo iniziando a vedere un recupero, no, delle relazioni soprattutto commerciali che erano state sospese, tant'è che la bilancia commerciale tra Spagna e Algeria era arrivata a zero lo scorso anno, perché c'erano state alcune affermazioni da parte del governo spagnolo particolarmente favorevoli alla presenza, al piano di autonomia marocchino per il Sahara occidentale. E quindi avevamo invece noi abbiamo tuttora un partenariato molto, molto intenso, che, come dicevi tu, Fabio,
ha un po' lasciato la dimensione soltanto energetica per poi andare invece su quella culturale, quella sociale, quindi abbiamo questi progetti come quello con lo studio Castaldi, che è sicuramente molto interessante, di formazione, no? Di giovani laureati o giovani professionisti algerini in Italia. Ecco, quello ovviamente è sul versante, diciamo, degli avvocati, degli studi degli avvocati, ma abbiamo anche moltissimi partenariati tra università che consentono di realizzare dei dottorati o dei cicli di studi superiori universitari, scusate, in Italia, molte residenze artistiche. Abbiamo ovviamente un istituto di cultura che lavora alacremente per promuovere anche l'insegnamento della lingua italiana. Abbiamo una scuola italiana in Algeria, la scuola Roma, di cui io tra l'altro sono il provveditore agli studi per il momento, che ha circa 90 studenti e che quindi è una realtà molto importante anche per il sistema Italia, perché avere una scuola è ovviamente motivo di orgoglio, ma anche di grande responsabilità, perché ovviamente si insegna la nostra lingua in un paese dove l'italiano non è molto diffuso, come immagino possiate capire. Perché ovviamente, e qui entriamo sulla questione della lingua, questa è una cartina che vi dà l'idea di quelle che sono le lingue in Algeria e come potete capire è un mosaico anche questo. E la principale lingua veicolare in questo caso è a volte l'arabo algerino, che è un dialetto, che non è al Fussa, quindi arabo classico, ma molto spesso è anche il francese ancora. Quindi come sono le relazioni italo-algerine? Sicuramente saranno splendide anche nel prossimo futuro, giusto? Se no è impossibile. È impossibile fare meno, bisogna sempre fare di più. Certo, assolutamente, sempre ottimisti, sempre. Certo, e anche pensando al rapporto molto importante dal punto di vista energetico, cioè l'Algeria si è sostanzialmente sostituita alla Russia nelle forniture di gas in Sì, Italia. sì, Senti, ti faccio un'ultima domanda, poi sì, poi lascio apriamo. al pubblico naturalmente. Il, io ho visitato, come ben sai, l'Algeria anche da turista e non tutta, il paese è grandissimo, ho visitato alcune parti dell'Algeria, paese bellissimo. Algeri è una città veramente straordinaria, una specie di a metà tra Marsiglia e Napoli, affacciata sul mare, su un golfo straordinariamente bello, una città molto affascinante. Tu ci hai accompagnati anche a visitare il deserto, il deserto nell'estremo sud, anche lì molto interessante, un viaggio, sono 2 ore e passa di aereo da Algeri, quindi molto lontano. Eh, com'è il rapporto tra Algeria e turismo? Come intendono portare avanti questo che è un elemento di crescita economica molto importante, sfruttato dai vicini dell'Algeria in un modo molto diverso, come è accaduto in Marocco e come è accaduto in Tunisia? Grazie della domanda, perché il turismo è sicuramente uno dei volè di crescita economica a cui l'attuale governo algerino pensa per un po' diversificare quella che è l'economia del paese. Un'economia che ovviamente, come immagino sappiate, è fortemente legata anche all'andamento del settore degli idrocarburi. Allora, l'Algeria anche in questo è molto diversa dai suoi due vicini, e con due vicini intendo Marocco e Tunisia, che hanno sostanzialmente sviluppato un turismo, consentitemi di dire, anche di massa, no?
se vogliamo, basta pensare insomma a quello che accade nel sud del Marocco, come Agadir con i viaggi organizzati, o in Tunisia a Hammamet, Sousse, Sfax o Gerba. Ecco, tutto ciò non c'è in Algeria. Perché? Perché come dicevamo, no, Presidente, poco fa, è un paese che è stato per lungo tempo chiuso, ma chiuso nel senso non con il lucchetto, perché ovviamente ci si poteva andare, chiuso al turismo, diciamo, diffuso, per questioni ovviamente di sicurezza. Ora, queste questioni di sicurezza sono, ovviamente il periodo del decennio nero è scomparso, la situazione ovviamente è ritornata a una generale normalità del paese, e tra l'altro proprio per quello che vi dicevo prima, ovvero un apparato di sicurezza e militare profondamente diffuso sul territorio e anche molto capillare. E questo ha portato ovviamente il governo a diciamo, iniziare a gestire il settore del turismo. Ora, come? Questa è una bella domanda. Allora, strutture di ricezione turistica si stanno creando nel paese. C'erano negli anni 60 e 70 e poi purtroppo, proprio per anche questioni, decisioni politiche, sono state, diciamo, messe da parte poi perché ci sono stati altri problemi di stabilità interna. Noi, e qui mi rimetto il cappello per un attimo di console ad Algeri, noi come ambasciata, come cancelleria consolare, ma soprattutto come unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, abbiamo, no, un sito che è quello di Viaggiare Sicuri, e dove siamo nel mondo, dove noi diamo delle linee guida per fruire a livello turistico i paesi. E sull'Algeria diciamo che come ambasciata, d'intesa ovviamente con l'unità di crisi, abbiamo operato una sorta di diciamo cambiamento di quelle che sono le sacche turistiche del paese. Perché? Perché ovviamente bisogna essere sicuramente giusti, corretti su quello che è la realtà locale, ma allo stesso tempo bisogna anche essere un po' al passo con i tempi, e quindi di comune accordo con il Ministero degli Esteri e le autorità competenti, ma anche guardando a quello che era la realtà di altri partner europei, perché ovviamente noi siamo sempre nell'Unione Europea. Abbiamo quindi disegnato delle sacche turistiche nel paese, sacche che sono quelle che poi sono quelle più diffuse, dove c'è più turismo e dove inizia a esserci più turismo. Per quanto riguarda il turismo italiano, non è mai cessato. Io questo lo dico sempre, gli italiani sono stati sempre presenti come turisti in Algeria, anche se vogliamo nei momenti meno indicati, però noi c'eravamo sempre. Tra l'altro noi come presenze quest'anno in Algeria siamo cresciuti e molto, soprattutto nel sud del paese, tant'è che come ambasciata abbiamo anche fatto dei video sui social per comunicare quelle che sono le modalità, anche per dirci dove i turisti sono, perché se poi succede qualcosa noi dobbiamo sapere dove sono gli italiani. E essendo un territorio, come tu dici, molto vasto, cioè per arrivare a Gianet sono 2 ore e 20 di aereo da Algeri, che è la stessa distanza che c'è tra Algeri e Londra, quindi vi lascio immaginare poi intervenire come autorità consolare quanto sia complicato. Detto questo, il governo algerino sta puntando su questo settore, e quindi ha agevolato quelle che sono le procedure di richiesta del visto d'ingresso, perché l'Algeria ha ancora, come molti altri paesi, la necessità di avere un visto prima di recarsi nel paese, e che per questioni turistiche è stato, diciamo, snellito nella sua procedura, ovvero ci si deve affidare ovviamente a
agenzie riconosciute dal governo algerino, e la richiesta si può fare attraverso queste agenzie online con un visto che poi viene rilasciato in frontiera, e quindi una volta che si arriva diciamo all'aeroporto di Algeri o altri aeroporti nazionali algerini con un collegamento diretto o no con scalo dall'Europa, ma con una accortezza, e qui è il punto politico di questa strategia. Il soggiorno deve essere per, diciamo, 3/4 nel deserto algerino. Perché? Perché appunto è un modo per sviluppare il paese in tutto quel 75% di territorio che vi raccontavo all'inizio, che è nel deserto. E quindi questo è un modo per sicuramente riprendere i flussi turistici decennio nero, ma allo stesso tempo per stimolare l'imprenditoria locale e in particolare l'imprenditoria turistica. Quello che però è chiaro, almeno al momento, poi non lo sapremo fra 10 anni, è che non si tratta di un turismo di massa. Ecco, è un turismo di qualità, nel senso che chi va, chi è interessato a un'esperienza in Algeria, come tantissimi italiani che stanno andando in Algeria, è un turismo, diciamo, che non di avventura, però sicuramente che è un turismo interessato alla scoperta di un paese che per molto tempo è stato, diciamo, preservato. Grazie. Mi dicevi com'è chiamata Venezia? Venezia in arabo classico è al-Bundukia, che vuol dire fucili. Fucile. Allora, intanto io ringrazio il console perché ci ha veramente dato una panoramica di questo paese che noi non conosciamo, perlomeno gran parte di noi non conosce. Ho due domande. La prima, il console ha detto che l'elemento di unificazione è la religione. E noi assistiamo a la religione islamica, che poi anche questo è un altro grande panorama che si apre. Assistiamo a dei rigurgiti di un islamismo integralista, ortodosso, molto lontano da noi e direi dai principi di un'esistenza che noi consideriamo civile. Vorrei capire che tipo di religione islamica è quella algerina. La seconda è invece sul tipo di struttura di Stato, perché si è detto che è una struttura di impronta socialista. In che cosa, a parte il fatto che sia una forma presidenziale, ma insomma ci sono tante repubbliche presidenziali, in che cosa si caratterizza come forma socialista lo Stato algerino? Grazie. Rispondo. Allora, rispondo a forse la domanda più semplice, che è quella dello Stato socialista. Allora, l'Algeria è abbiamo detto, una forma di governo presidenziale di ispirazione socialista, dove il popolo è, diciamo, l'obiettivo del governo, nel senso i servizi per la popolazione. Tant'è che, e questa è un'ispirazione molto dedicata a tutto ciò che riguarda, no, l'assistenza sociale, i sussidi, quindi c'è una spesa pubblica, ecco, dal punto di vista economico, c'è una spesa pubblica molto molto dedicata al sostentamento. Sussidi alle famiglie, prezzi sussidiati per i beni di primo consumo, quindi il latte, il pane, i suoi derivati, la farina, anche la farina per il couscous, che poi è il piatto, no, come sapete, tradizionale, ma non solo, sanità, scuole, case. Il presidente Tebboune, presidente della Repubblica, è stato, prima di essere presidente, ministro dell'Habitat. Allora, l'Habitat è il cosiddetto case popolari.
che è il ministero, dopo ovviamente il Ministero della Difesa, quello più importante, è quello che ha il budget nazionale più importante. Perché? Perché c'è questo obiettivo nazionale, e questo risponde perfettamente alla sua domanda, Presidente: un algerino, una casa. Quindi il governo si è impegnato a una profonda opera di urbanismo, ma soprattutto un'opera di edilizia di case popolari, per consentire a ogni famiglia algerina di avere una casa moderna, diciamo così. E questo, e apro una piccola parentesi, ha creato un profondo disagio, in particolare nella Casba di Algeri, no? Ti ricordi, Fabio, lo dicevamo quando andavamo a visitare la Casba, perché la Casba è ovviamente una città vecchia, e quindi insomma, la legge algerina dice che se una casa è pericolante, il governo si impegna a sostituirla con una casa moderna, in un palazzo moderno, e quindi ci sono state molte famiglie che, prese dalla disperazione, hanno distrutto alcune case della Casba e quindi si sono completamente sgretolate, perdendo poi un retaggio, diciamo, culturale e artistico eccezionale. Casba che è protetta dall'UNESCO. Casba che è protetta dall'UNESCO e che, insomma, sta soffrendo quello che è, diciamo, una mancanza, no? Non di tutela, ma diciamo, è un riverbero negativo di quello che accade con questa edilizia popolare, sostanzialmente. Invece, per rispondere alla domanda un po' più difficile, no? Allora, io quando si parla di Islam sono molto rispettoso, e quindi vado sempre in punta di piedi, perché, non essendo la mia religione, non mi permetto mai di entrare in dinamiche di giudizio. Quello che però posso dire è che gli algerini hanno combattuto un terrorismo basato sull'Islam. Quindi il periodo del Decennio Nero è il periodo in cui aveva preso il sopravvento un Islam molto conservatore. Quindi diciamo che in questo momento si è combattuto, non lo si vuole di nuovo. Quello che però è chiaro, e qui non sono io che lo dico, ma in realtà sono studi che vengono effettuati soprattutto sul mondo musulmano, è che c'è in atto un processo di, diciamo, revisione dei costumi, no? In alcuni paesi del mondo musulmano. Nel mio trascorso algerino ho parlato con molte persone, tantissime, e forse questa è la ricchezza più grande che mi porto porto con me. Per via no, è brutto, mi porto con me da questo paese. E soprattutto ho parlato con tante donne, e quello che tutte mi hanno detto è che, diciamo, i costumi sono un po' cambiati rispetto agli anni 70. Un po' perché appunto è cambiato il paese, un po' perché c'è un Islam che è più presente, e che non è solo presente in Algeria, è un po' presente in tutti gli altri paesi, diciamo, di credo musulmano. E questo ha fatto sì che il velo sia sempre più diffuso, che le ragazze, per esempio sono andato all'università ad Algeri e mi raccontavano alcune ragazze che il primo anno di università vanno così senza velo, e poi il secondo anno si mettono il velo, perché così si sentono un po' più sicure e protette. Ora, io non voglio scendere sul commento, però quello che ho visto, perché l'ho sperimentato, è che effettivamente c'è una diffusione di costumi un po' più, non so se esiste questo termine, islamizzati. Ecco. Detto questo, però, è un paese che conserva comunque una natura molto tollerante,
perché comunque per esempio noi come credo cattolico siamo tollerati in Algeria, è l'unica religione che ha anche la libertà di culto e di credo al di là dell'Islam. Abbiamo una chiesa peraltro, cioè una vera e propria chiesa algerina che poi ha una cattedrale, delle chiese, ha dei prelati, tra l'altro anche quest'anno Papa Bergoglio ha nominato un cardinale, no? Algerino. Quindi non è neanche un Islam che priva gli altri della professione del credo. Certo, siamo gli unici, perché poi gli altri non hanno la libertà di culto per questioni di sicurezza nazionale. Però è vero che sulla libertà dei costumi hanno inciso e quindi c'è effettivamente un cambiamento da questo punto di vista. La mia memoria algerina risale a 50 anni fa. E, allora, rispetto alle ultime cose che lei diceva, io ho la memoria, grazie, di un paese laico. Sì. Cioè la percezione islamica non c'è. Mm-hmm. Accanto a questo però, diciamo, una memoria, molti miei coetanei, non io, hanno fatto il servizio civile in Algeria negli anni 70, per evitare ovviamente e quindi c'è stata una, come dire, consuetudine. Alla fine degli anni 70 però sono venuti via tutti, perché hanno detto che il clima era cambiato e non era più opportuno rimanere, quindi ho capito insomma che c'era un'evoluzione in atto. Se lei mi dice poi che c'è stata una reislamizzazione, ecco, questo non lo considero una cosa buona, però prendiamo atto che è così. Piuttosto lei ha fatto una osservazione rispetto alla popolazione agli anni 40, di 4 milioni, 3 più 1. Ma adesso sono 10 volte tanto. Sì, assolutamente. E quindi era un paese quasi spopolato. Sì. Cioè tutti ad Algeri, più la costa. Sì. Ma questa è una crescita abnorme. Sì, una crescita molto forte, tra l'altro anche di migrazione, ovviamente, reimmigrazione e migrazione, perché poi alla fine l'Algeria è anche terra di migrazione, nel senso che molti migranti, no? Perché poi c'è il fenomeno migratorio di cui non abbiamo parlato, però molti migranti africani poi si stabiliscono in Algeria perché comunque le condizioni sono migliori rispetto ai loro paesi di provenienza. C'è una immigrazione nera, diciamo. Sì. Allora non la vedevo. Nella mia memoria non c'era e questa è andata. Invece l'osservazione riguardo al turismo è interessante. Molto. La riferei, io sono arrivato quella volta a Elued, che pareva bellissimo. però non a Tamarasset, Certo. dove era considerata Off limits. il massimo che si potesse fare. Comunque grazie. Ci mancherebbe, grazie. Per parlare di etnia, io ricordo che fui molto sorpreso, scusi, una piccola annotazione, fui molto sorpreso nell'incontrare il presidente dell'ordine dei notai ad Algeri, che era un signore Tuareg completamente nero. Sì. Buonasera. Desideravo avere qualche indicazione in merito alla formazione universitaria, quante università ci sono, se ci sono rapporti per esempio tra le università italiane con le università algeriane, che tipo di progetti, che tipo di lavoro. Mi interessa, è un argomento che mi interessa. Certo. Allora, la cooperazione, grazie della domanda, grazie mille per il suo intervento. Tra l'altro finisco di rispondere, il mio termometro sull'Algeria è anche, Fabio la conosce, mia mamma, no? Perché mia mamma andò negli anni 70 in Algeria e aveva esattamente la sua stessa impressione. Poi però il tempo passa e la prima volta che mi è venuta a trovare che ero ad Algeri, insomma, ha avuto non un sussulto, però insomma comunque è rimasta colpita dal cambiamento.
ritornando invece alla cooperazione universitaria, certo che c'è, è molto importante, è uno dei settori, diciamo, strategici del partenariato con l'Algeria. Come ambasciata, tra l'altro, siamo l'ente di coordinamento di tutti i programmi di cooperazione universitaria. Università in Algeria ce ne sono, e ce ne sono tantissime, anche dal punto di vista tecnico. Io ricordo sempre che loro sono molto forti nella meccanica, nella medicina, tant'è che nella fase Covid, nell'emergenza sanitaria, moltissimi medici sono partiti per andare poi a operare in Francia, perché c'era un problema di mancanza di medici. Comunque nelle materie tecniche, nelle materie scientifiche, ovviamente c'è anche un'importante scuola di letteratura, ovviamente. E quali sono gli scambi? Allora, l'Algeria ha anche scambi Erasmus con alcune università italiane. Devo dire che le università italiane che promuovono di più gli scambi con l'Algeria sono quelle di Palermo, Napoli, abbiamo anche la Napoli orientale, ovviamente anche per questioni di linguistiche, perché no? Si insegnano anche l'arabo, e quindi sono destinazioni molto, molto interessanti. Poi abbiamo alcune università algerine che sono particolarmente legate al nostro paese, come l'università di Annaba. Annaba è la città, viene nominata, ovvero l'antica Ippona romana, tra l'altro città di Sant'Agostino, dove è nato Sant'Agostino e dove ha vissuto i primi anni Sant'Agostino. E l'università di Annaba ha 5 partenariati con 5 università italiane, tra cui l'Università degli Stranieri di Perugia, che anche questa è molto molto forte dal punto di vista della presenza accademica in Algeria. E poi facciamo quest'altra parentesi, l'Università di Perugia è anche molto presente per l'insegnamento della lingua italiana e per formare poi i professori che aprono le cattedre di italiano, perché comunque abbiamo anche delle cattedre di italiano, 3 cattedre di italiano in Algeria. Piacere. Sì, è la cosa che non so se la memoria mi inganna, ma la Costituzione dell'Algerina democratica è stata stesa con un contributo tecnico-giuridico italiano importante. Sì. Questo non è poco. No, tra l'altro, se vogliamo proprio fare quest'altro esaltazione dell'immagine di questa amicizia, i colori della bandiera sono gli stessi. E poi il nostro tricolore è, diciamo, a chi piace il calcio, a me per esempio non sono un fan solo per la nazionale, il Mouloudia, che è la squadra di Algeri, ha come simbolo il nostro tricolore. Quindi questo per farvi capire quanto la popolazione algerina sia legata al nostro paese, anche dal punto di vista simbolico. Prendo un attimo la parola perché, visto che c'è questo scambio di amorosi sensi tra Italia e Algeria, faccio presente che noi come Ateneo abbiamo una sezione, se si va sul nostro sito la si trova, che si chiama Ateneo nel mondo, e teniamo i contatti tendenzialmente con i nostri corregionali negli altri paesi del mondo, ma anche con moltissimi istituti culturali italiani all'estero. Quindi c'è l'istituto culturale ad Algeri, facciamo per esempio delle lezioni di italiano online, oppure alcuni dei nostri corsi vengono tradotti in altra lingua, perché appunto per far conoscere la nostra storia, e auspicabilmente noi vorremmo non solo parlare della cultura veneziana e italiana all'estero, ma anche ricevere
un input dall'estero, quindi potremmo metterci in contatto. Certo. Proprio sotto adesso c'è il professor Balboni che è un linguista ed è la persona che tiene, diciamo, le fila di questa sezione, e quindi auspichiamo che quindi ci sia anche l'Algeria tra i nostri referenti. Assolutamente, con piacere. Poi porteremo l'Algeria anche alla Biennale, no? Ce la faremo. E anche mi hai promesso il conservatorio. Sì, è vero. Ho promesso tante cose, quindi adesso devo capitalizzare. Mi piacerebbe molto portare un gruppo per eseguire arie dagli italiani in Algeri. Io ho partecipato Buonasera. all'Università Ca' Foscari, buonasera, a una conferenza che parlava proprio adesso io non so mai pronunciarlo, la minoranza Swahili, Sì, questo sì, popolo sì. che è anche protetto dall'UNESCO, no, da Amnesty International. E a parte questo, lì è stato anche raccontato che il Marocco ha costruito un muro enorme di sabbia di 270 chilometri, mi pare, che è considerato in parallelo simile a quello che gli israeliani hanno costruito con la Palestina. E ricordo questa cosa. Poi volevo dirle anche questo, che siccome io frequento molto Bruxelles perché i miei figli vivono in Belgio, e Bruxelles è una città che ha 183 etnie, 70% di stranieri e si parlano 40 lingue diverse. Appunto, le lascio immaginare che cosa vuol dire. Mia figlia lavora alla Croce Rossa e si occupa di minori non accompagnati Eccoci. che arrivano disperati da tutte le parti del mondo. E, ad esempio, proprio il numero di islamici è altissimo a Bruxelles, è quasi il 55%, per cui incontrare un islamico, cioè nessuno ha paura di... Assolutamente no. Assolutamente. Anzi, impara proprio a convivere. Certo. Diciamo che la cosa peggiore che succede in questi trasferimenti è che quelli che sono lì radicati, terza generazione, sono molto poco accoglienti con i più giovani che arrivano, difficilmente li aiutano, non vogliono perdere i loro privilegi, per cui succede questo. E poi, non so, mia figlia lavora soprattutto con i marocchini e fanno dei viaggi di lavoro, la sua organizzazione ovviamente, per capire, per incontrare le famiglie, per capire. È chiaro che vivendo sulla costa, la costa è sempre molto, cioè i problemi sono molto relativi. Quando si va nell'interno c'è la povertà, si vendono le cassette di arance, cioè turismo, non raccontiamoci questo. E l'ultima cosa che voglio dire invece è che ho conosciuto molte donne che sono uscite dall'Algeria, ingegneri, ottime, che però hanno deciso di lavorare nei centri di accoglienza della Croce Rossa, e moltissimi educatori di strada che sono plurilaureati, che vengono da questi paesi, che però scelgono di fare gli educatori di strada. E secondo me queste sono le cose più interessanti di questi paesi, perché se no raccontiamo che tutto il Medio Oriente, cioè allora diciamo perché devono venire via, stanno tutti benissimo, non è proprio così. Beh, signora, guardi, la ringrazio. D'altronde, chiamandomi Omar, no, le lascio immaginare qual è il mio legame con questi paesi. Un legame, diciamo, che ovviamente io sono 100% italiano, però avendo questo nome, diciamo, sono stato molto facilitato a entrare nel vivo delle dinamiche sociali prima. Perché prima di entrare al Ministero degli Esteri io ero rappresentante per un'azienda metalmeccanica di carpenterie pesanti e ho lavorato per 3 anni e mezzo nel Golfo Persico. Poi, prima di partire per l'Argentina come mia prima destinazione, mi sono occupato per 3 anni di Libia al Ministero degli Esteri, e poi di Israele, Palestina, Giordania e processo di pace, ovviamente, che adesso è di nuovo, ecco. Quindi
capisco quello che dice e ovviamente avere un nome così mi ha permesso di capire tutto quello che ha detto e anzi di approfondirlo e allo stesso tempo di comunicarlo, cosa che a volte non viene fatta. Comunicarlo anche alle autorità. E questo è secondo me un elemento importante, come ha detto, perché bisogna poi raccontare quello che accade veramente e non dire sempre la famosa favola, tutto va bene, ci piace tutto quanto. Sicuramente ci sono problemi, perché ovviamente io il Marocco lo conosco molto bene, anche per questioni mie personali passate. So benissimo che non è il paese della cuccagna, anzi tutt'altro, è un paese profondamente, diciamo, povero, no? Al proprio interno. Però quello che dicevo prima è che comunque ha sviluppato un settore turistico che è molto sviluppato rispetto a tanti altri paesi. E questo ha, diciamo, favorito anche l'economia nazionale, cosa che invece per l'Algeria non è così. Ma perché? Perché ovviamente il Marocco non ha idrocarburi e quindi deve avere altri introiti per sostenere la propria economia nazionale. Invece l'Algeria per lungo tempo si è basata sugli idrocarburi e adesso invece sta diversificando, cosa che sta facendo anche l'Arabia Saudita. No? Quindi, perché si capisce che adesso se si va in Arabia Saudita è tutto, no? Pubblicità di bellissime, no? Destinazioni turistiche, Alula, Jeddah, Riyadh, il deserto, perché? Perché ovviamente si comprende che il turismo è una fonte di grande guadagno e soprattutto di introiti, quindi era questo il senso di quello che dicevo nei confronti del Marocco. E invece per quanto riguarda le migrazioni, è vero, cioè l'Algeria è sia paese di transito, ovviamente, ma anche di destinazione. Transito verso ovviamente l'Europa. In particolare ci sono delle rotte migratorie che vanno verso la Spagna e anche verso l'Italia, ma anche se sono minoritarie rispetto ai numeri che noi abbiamo dalla Libia e dalla Tunisia, però è una diciamo un settore su cui Italia e Algeria collaborano per risolvere questo problema. Ci sono tanti algerini che scappano, giovani. I numeri non sono come quelli dei paesi dell'Africa subsahariana, no? Però i giovani ovviamente vogliono sempre migliorare la loro vita e a volte scelgono la strada della migrazione in Europa, che è quella più relativamente semplice nella loro visione, e poi invece si scontrano in realtà con una realtà che è molto dura. E quello che dice lei, signora, su le comunità poi che quando arrivano in Belgio, lei ha l'esperienza del Belgio, io ho l'esperienza della Francia. Ecco, è il conflitto insider-outsider, che è un conflitto, penso, millenario, dove appunto chi ha le proprie posizioni non le vuole, no, rinunciare nei confronti di chi arriva all'ultimo momento. Quindi ecco, sì, effettivamente sono dinamiche che vanno studiate, ma allo stesso tempo vanno affrontate con spirito sicuramente costruttivo e con una cooperazione tra due paesi che comunque hanno tanti anche problemi in comune. Grazie mille. Grazie.